Quel che resta da scoprire su SARS-CoV-2 parla Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia dello Spallanzani di Roma, che sequenziò per prima il virus presente in Italia. Buongiorno e bentrovati al telegiornale della scienza Leonardo. Parleremo anche di animali e virus, di quanti rifiuti stiamo producendo e delle ultime fake news. Ma per prima cosa facciamo il punto su quanto abbiamo capito del virus di Covid-19. Maria Capobianchi dirige il laboratorio di virologia dello Spallanzani e ha isolato il SARS-CoV-2 per la prima volta in Italia a fine gennaio. Fa parte del panel consultivo europeo che dovrà formulare le linee guida sulle misure scientifiche e la gestione del rischio. L'ha sentita Cinzia Dicianni. Maria Rosaria Capobianchi i virus li conosce bene, tanto che a fine gennaio col suo gruppo è stata la prima a isolare il SARS-CoV-2, arrivato direttamente dalla Cina con una coppia di turisti. Poi ne ha inseguito le veloci mutazioni. Il virus, questo dei primi 2 cinesi, non ha circolato in Italia, ha solo interessato i 2 cinesi che abbiamo assistito alla Spallanzani. Invece il virus che oggi troviamo in Italia e negli Stati Uniti è un po' diverso da quello che noi abbiamo osservato nei 2 pazienti cinesi. Il SARS-CoV-2 non la sorprende in modo particolare. Rispetto al virus della SARS, per esempio, e all'altro suo cugino, che è il virus MERS, sono tutti virus respiratori. Quello che è particolare di questo virus e che lo ha distinto dalla SARS è che mentre nel caso della SARS le infezioni erano per lo più sintomatiche, in questo caso siamo di fronte a un'infezione più subdola e questo fa sì che noi riusciamo a identificare i casi più gravi, ma non riusciamo a identificare facilmente i casi che invece sono lievi o anche asintomatici, e questo fa sì che il virus possa circolare liberamente. Anche allo Spallanzani si studiano tamponi che accertano la presenza di RNA virale e l'infezione in corso e test sierologici che trovano gli anticorpi e indicano infezioni già superate anche negli asintomatici. E l'uno non esclude l'altro, sono 2 indagini complementari. A oggi non vi sono prove sicure che gli anticorpi rappresentino una protezione. Gli unici anticorpi che rappresentano la protezione sono quelli neutralizzanti, che si misurano utilizzando il virus vivo. È un metodo che si fa in laboratori altamente specializzati e quindi non sono un metodo diagnostico di routine. Ma sono i test sierologici quelli che potrebbero fornire un quadro complessivo dell'epidemia in Europa. Bisogna fare indagini epidemiologiche più mirate, prendendo dei campioni di popolazioni rappresentative di varie situazioni, e questo è l'unico strumento per capire con quale sequenza organizzare il progressivo rilascio delle misure di contenimento. Questo si sta facendo in varie nazioni e richiede in primis l'applicazione dei metodi sierologici. La scelta del campione deve essere fatta con una logica unitaria e uniforme, standardizzata, altrimenti continueremo ad avere fotografie a pelle di leopardo che non ci danno una reale informazione sulla situazione. Sta facendo il giro del mondo